Autostart in movimento per il centrale, è la prova decisiva della manche del Tommaso Grassi Award. Duchessa Griff, Brest dei Greppi, Crystal RL, Eco Gual, Black Fire Horse, Daphne GCP, Buongallo YSL, Efrem, Ziguli dei Greppi, Cordobes. Macchina accelera, sbaglia Duchessa Griff, parte. Daphne JCP dall'esterno cerca di scavalcare tutti e ci riesce nei confronti di Brest dei Greppi. Numero 1, Duchessa Griff, squalificato. È veloce Cordobes dalla seconda fila che prova a puntare in avanti. Lì c'è Eco Gual, Daphne JCP al comando dopo 200 metri in 14,4. Avanza al largo Eco Gual, in terza ruota Cordobes, in corda c'è Brest dei Greppi. Poi in pariglia Efrem avanti a Crystal RL, quindi Ziguli dei Greppi ancora in corda, Buongallo YSL e alla retroguardia Black Fire Horse. 28,5 i primi 400 metri da parte di Daphne JCP, che tiene ottimo ritmo al comando, spende tanto Cordobes per aggirare Eco Gual, 600 metri in 43,8. Per Daphne JCP che è al comando su Brest dei Greppi, di fuori sempre Cordobes, la mossa da parte di Crystal RL in terza ruota al passaggio sotto alle tribune. Avanza Crystal RL trascinandosi Ziguli dei Greppi. Due cercano di portarsi sulla testa, intanto c'è 58,5 per i primi 800 di gara da parte di Daphne JCP, che continua in vantaggio. Di fuori sempre Cordobes con in scia Eco Gual, in corda viaggia bene Brest dei Greppi, in seconda pariglia c'è Eco Gual, la mossa da parte di Ziguli dei Greppi che cerca di liberarsi di Crystal RL che non l'ha portata da nessuna parte. Lo scatto di Ziguli in terza ruota che aggira il gruppo a 400 dal palo, 1,27,6 i 1.200. Daphne JCP è in vantaggio, lavora sul passo Cordobes, in terza ruota costante c'è Ziguli dei Greppi, poi ancora Eco Gual, in corda Brest dei Greppi avanti a Buongallo YSL. Ha sbagliato Efrem all'ingresso della dirittura d'arrivo. Daphne JCP entra in vantaggio, attaccata da Cordobes. Lo scatto di Ziguli dei Greppi, è passato Cordobes, ci prova Ziguli, Cordobes è in vantaggio su Ziguli. Cordobes vince, conferma la forma super. Seconda è Ziguli dei Greppi, al terzo Brest dei Greppi. 1,12,8 il percorso interamente allo scoperto di Cordobes. Paga la forma Vincenzo Gallo, che guida per il training di Gennaro Casillo i colori del signor Cosimo Brigante. Duro percorso del figlio di Pascia all'Est non gli nega un chiaro successo. Seconda è Ziguli dei Greppi, terzo Brest dei Greppi, quarto finisce addirittura Black Fire Horse. Al quinto posto è Eco Gual, la vittoria di Vincenzo Gallo. E ora bisogna andare a fare i conti per chi sarà il finalista. Vincenzo Gallo sale a 18 punti, mentre gli altri erano indietro in classifica. Potrebbe averla spuntata proprio Vincenzo Gallo, visto che Giuseppe De Filippis non si è piazzata. Si va ai punti, potrebbe essere Vincenzo Gallo il finalista che esce da questa seconda manche del Super Frustino.